perché io ho quel poco di esperienza, perché l'ho vissute certe cose, di capire che comunque c'è voglia perché dà fastidio. Napoli lì dà fastidio. Napoli che lotta per le prime posizioni comunque dà fastidio. Domani c'è una partita, abbiamo la possibilità domani, vincendo, di rimettere in sesto di nuovo la classifica in Champions League, però affrontiamo un avversario forte. In Champions ci sono tutti avversari forti. Noi sappiamo quello che stiamo facendo, sappiamo, ripeto, nelle difficoltà che lo stiamo facendo, e quindi io mi sento in dovere di difendere assolutamente questa squadra, perché quando parlo che l'ambiente, cioè il tifoso napoletano non si deve fare prendere in giro, io parlo proprio delle voci che ad arte vengono messe in giro per cercare o di creare aspettative assurde nei confronti della squadra, o comunque di ammazzare la squadra quando c'è il momento di ammazzare. Io quello che dico, il popolo napoletano, il tifoso napoletano, quello che deve fare, deve rimanere sempre schierato, compatto con la squadra, tapparsi le orecchie, perché il tifoso napoletano è un sognatore e da fuori lo sanno. Allora non ci vuole niente per pompare e far immaginare chissà che cosa, non ci vuole niente per ammazzare e far venire la depressione. Quindi non cerchiamo il di fuori, lasciamolo stare, rimaniamo noi compatti, ascoltate quello che dicono i calciatori, ascoltate quello che dice l'allenatore, che lì sono le uniche persone che vogliono veramente bene al Napoli, gli altri è tutto un interesse a alzare o ad ammazzare. E il tifoso napoletano, il popolo napoletano non deve andare dietro a queste cose. Ecco perché, ripeto, stiamo concentrati su di noi, stiamo uniti e compatti, perché l'annata sarà un'annata molto difficile, molto complessa. Ve lo sto dicendo dall'inizio. E ripeto, onore e merito a questi ragazzi, perché con tutte le difficoltà che ci sono state, oggi io comunque vedo la classifica e vedo che dico, sono passati 3 mesi e stiamo ancora noi là. Champions, domani c'è una partita importante che se riusciamo a vincere la partita andiamo a 6 punti. Non ci dovessimo riuscire significa che gli altri sono stati più bravi. Amen, andremo avanti. Ma tutti devono sapere che troveranno sempre un gruppo compatto e forte. E quello che chiedo al popolo e all'ambiente napoletano, stateci vicino. Non andate dietro a chi ha interesse di creare problematiche, sia in eccesso che in difetto, perché io ho quel poco di esperienza, perché l'ho vissute certe cose, di capire che comunque c'è voglia perché dà fastidio. Napoli lì dà fastidio. Napoli che lotta per le prime posizioni comunque dà fastidio. Io lo capisco. Forse qualcun altro deve entrare nell'ottica. Ecco perché io chiedo ambiente compatto con i calciatori sempre, perché i calciatori stanno dando tutto in un momento di difficoltà. I nuovi si stanno inserendo e ripeto, nonostante le difficoltà noi stiamo lì, stiamo lì, e questo forse fa paura. Volevo chiederle se, alla luce anche delle prime 3 giornate di Champions, gli arbitraggi europei le sembrano superiori agli arbitraggi della Serie A? Guarda, non sono qui, cioè non mi metto a parlare di arbitraggi, lasciamo stare, perché vedete, appena si parla poco di arbitri o qualcuno solleva un problema, vedete che li mandiamo in confusione, no? Avete visto? Appena si è sollevato un problema, qualcuno ha parlato, è successo di tutto e di più, quindi non parliamo degli arbitri, se no li mandiamo ancora più in confusione, quindi cerchiamo di stare sereni, di credere nell'attenzione equilibrata e da parte degli altri. Questo dobbiamo fare, però ripeto, dispiace perché a volte vedi come il sistema è veramente non si basa su fondamenta solide, perché al primo soffio di vento, dopo che qualcuno si è alzato a parlare per migliorare il calcio italiano, vedete che cavolo è successo. Quindi io
parlo su realtà dei fatti, ok? Quindi non su cose ipotetiche. E allora cerchiamo di lasciarli tranquilli gli arbitri, sperando che facciano attenzione, perché c'è da fare attenzione. Io a volte faccio veramente fatica a capire quando c'è un monitor lì, come non fai vedere, così come richiamare un arbitro al monitor non significa che c'è assolutamente un errore e l'arbitro si deve sentire in dovere di cambiare la decisione, perché l'arbitro può anche aver visto giusto. Quello del monitor si deve anche sentire un attimo, chi sta al VAR deve un attimo anche fare un po' di e non togliersi il pensiero. Io comunque lo chiamo, ma chiamarlo significa comunque metterli in attenzione generale di 80.000 persone, che se è chiamato dici quindi ci sarà un errore, e chi è chiamato a volte si sente in dovere di cambiare, quando invece ho visto che in alcune situazioni avevano preso la decisione giusta. Okay? Però, ripeto, facciamo attenzione, perché è molto debole la situazione, e quindi bisogna cercare di essere quanto più collaborativi, ma collaborativi nella maniera giusta. Ecco, non come ho visto in passato. Va bene? Grazie. Repubblica. Sì, eccomi, sono qui. Velocissimo, quanto sono mancati al Napoli Rachmani e Buongiorno, che hanno praticamente giocato la prima titolare contro il Como, e che cosa si aspetta ancora da loro nelle prossime partite? Grazie. Guarda, io ho parlato delle difficoltà, ho parlato di cosa ci è accaduto da inizio anno fino ad adesso, però poi alla fine vado a vedere e stiamo lottando, e siamo lì nelle prime posizioni, e domani, vincendo la partita, ripeto, vincessimo la partita, rimetteremo le cose a posto anche in Champions. Quindi chi è mancato è mancato. Dice quello che è stato, scordiamoci passato. Siamo Napoli pesa, va bene? Grazie.